No, caro, ho visto di Del Debbio che hanno smerdiato un percettore del reddito di cittadinanza con la domanda, appunto per smerdiarlo, per fare capire che era un fannullone. Dice, tu al posto del reddito di cittadinanza accetteresti un lavoro part-time di 600 euro al mese, dato che prendeva tipo circa? Eh, e quello è imbarazzato, dice, no, io 600 euro che lavoro part-time? Giustamente no, perché dice io me ne sto a casa a prendere la stessa cifra senza fare niente, cioè, perché la domanda è sbagliata, la domanda è giusta, invece voi dovete fare, voi imprenditori, dovete fare la domanda, accetteresti un lavoro di 10 euro l'ora, minimo di 60 ore al mese? Ecco, questa è la domanda giusta, no 600 euro al mese, quante ore?